Come è noto, nel 2029 scadranno le concessioni idroelettriche, le grandi concessioni idroelettriche che sono la vera partita. Con la legge che abbiamo fatto approvare in Consiglio regionale a seguito della legge nazionale fatta dal ministro Giorgetti, nel 2029 le centrali idroelettriche diventeranno di proprietà del territorio. Le centrali idroelettriche tornano al territorio. A indire la nuova gara sarà proprio la Regione del Veneto a partire dal 2029 insieme alla provincia di Belluno che gestisce il sistema idrico. A Venezia intanto la firma della delibera che detta i criteri per la quantificazione della componente fissa e variabile del canone dovuto dalle grandi derivazioni idroelettriche per l'anno 2023, in applicazione della legge regionale del 2022. Nel Bellunese sono presenti 2/3 delle centrali idroelettriche di tutto il Veneto. La delibera conferma che il 100% dei canoni incassati nel territorio rimarrà alla provincia. La quota fissa rimane fissata a 40 euro per ogni kilowatt di potenza nominale media annua di concessione. Cambia invece il dato sul variabile. Sarà un canone fatto da una quota fissa che più o meno si avvicina all'attuale canone che incassa la provincia complessivo, più una quota variabile che come minimo varrà una decina di milioni di euro. Poi ci sarà una gara, si vedrà come verrà tarato questo valore perché è la cosiddetta quota variabile. Quindi vuol dire decine di milioni di euro che entrano nelle casse della provincia di Belluno.